Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie: sono 1060 gli evacuati per la frana di Niscemi. Lo smottamento è ancora in corso, strade e scuole chiuse. Vertice nella prefettura di Caltanissetta con il capo della protezione civile siciliano. Tra poco in diretta le ultime. Insediata a Palermo la cabina di regia con i dirigenti regionali e i sindaci per la ripresa dopo il ciclone. Schifani nel pomeriggio a Roma sarà nominato, si prevede, commissario per la ricostruzione. I danni, dice ora il governatore, sfiorano il 1,5 miliardi. 70 milioni arriveranno oggi dal Consiglio dei Ministri. A Catania per il ciclone è danneggiato il deposito treni della metro, compromesso anche un nuovo convoglio che doveva entrare in funzione nei giorni di Sant'Agata. Ferrovia Messina-Catania tagliata in due, ma Trenitalia non lo comunica. Commovente l'attività dei volontari, gli Angeli del Fango, 1 migliaio di giovani impegnati da Catania lungo la costa ionica per aiutare chi ha perso tutto, mostrano il volto solidale del territorio. Strage di migranti nel Mediterraneo nei giorni di Harry, morti 50, 380 ai dispersi. Gli scafisti li avevano fatti partire dalla Tunisia sui barchini, malgrado onde anche di 10 metri. Offensiva antidroga dei carabinieri a Randazzo, arrestati in 14, accusati di gestire le piazze di spaccio e il traffico degli stupefacenti nel territorio, impegnati 100 militari, utilizzati anche gli elicotteri. A Floridia, nel Siracusano, riunite le associazioni anti-racket, denunciate sempre chi vorrebbe imporvi il pizzo. Calcio, il Palermo corre ma non basta, 9 risultati utili consecutivi non valgono l'aggancio alla zona promozione diretta, il pari di Modena rallenta il rosanero, intanto il mercato entra nel vivo, si stringe per Tramoni. Serie C, prestazione ed emozione vanno a braccetto al Massimino. Il Catania batte 2-0 il Cosenza e convince, numeri da capolista, gol di qualità e segnali forti anche dal mercato. Ufficiale intanto il prolungamento di Jimenez. Per i danni del ciclone oggi dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale. Il presidente della regione Schifani ha insediato la cabina di regia per gli interventi e poi è volato a Roma per partecipare al Consiglio dei Ministri. Maglio Viola. Continua a crescere la stima dei danni del ciclone Harry in Sicilia, fra messa in sicurezza dei territori, ripristino dei servizi e primi interventi di ristoro. La stima iniziale di 741 milioni è già più che raddoppiata, raggiungendo circa 1,5 miliardi. Toccherà una cabina di regia regionale, insediata questa mattina dal presidente della regione, affrontare l'emergenza e coordinare gli interventi. Parola d'ordine: fare presto e bene, accorciando il più possibile le procedure. Da Roma si aspetta nel pomeriggio la dichiarazione dell'emergenza nazionale e un primo stanziamento che potrebbe essere di ulteriori 70 milioni di euro. Sto andando a Roma per assistere al Consiglio dei Ministri alla deliberazione stato di calamità nazionale. Ringrazio ancora una volta il Premier per aver accelerato i tempi e cominciato a dare risposte immediate come chiede la Sicilia. In una seconda fase toccherà lo stato di ricostruzione di livello nazionale, servirà un commissario e fra le ipotesi in campo c'è quella che il ruolo tocchi proprio a Schifani, in modo da coordinare meglio gli interventi regionali con quelli nazionali. Questa mattina intanto a Santa Teresa di Riva, uno dei comuni maggiormente colpito dalle mareggiate, è andato il presidente dell'ARS Gaetano Calvagno prima di partire per Palermo, dove domani riprenderanno i lavori del Parlamento regionale. Domani ho convocato una conferenza dei capigruppo per stravolgere assolutamente quello che è il calendario dei lavori. Ritengo prioritario oggi intervenire su quelli che sono i cittadini, gli imprenditori e i comuni che hanno subito gravissimi danni. Altri fondi dunque arriveranno dal disegno di legge proposto dal governo regionale e dagli emendamenti annunciati da tutte le forze politiche che andranno in discussione con priorità. 1000 persone evacuate nel dramma della frana di Niscemi, ancora attiva in diretta sul posto Gerry Italia. A te Gerry.
Sì, buongiorno Michele, buongiorno a tutti i telespettatori. È una situazione veramente drammatica quella che si sta vivendo in questo momento a Niscemi, una frana che era cominciata qualche settimana fa e che ieri ha avuto un nuovo fronte, circa 4 chilometri il fronte della frana, che attraversa praticamente gran parte dei quartieri di Niscemi. Sono 1000, come dicevi tu, le persone sfollate, 280 famiglie che stamattina siamo andati a trovare alla Pala Piola Torre, dove alcuni hanno passato la notte, altri hanno trovato sistemazione di fortuna dai parenti. Come dicevamo stamattina, vertice con la protezione civile e con i vigili del fuoco per verificare il fronte della frana, un fronte della frana che continua ad andare avanti. Tra l'altro nella metà mattinata di oggi ha iniziato a piovere molto forte, ci sono stati nuovi smottamenti, ci sono punti in cui il fronte della frana è profondo quasi 50 metri e ha cominciato a inghiottire aziende e anche qualche abitazione. Stamattina il sindaco ha incontrato i vertici della protezione civile, l'abbiamo incontrato anche noi ed ecco quello che ci ha detto il sindaco Massimiliano Conti. La situazione si è aggravata, una tragedia tremenda, un fronte di frana di 4 chilometri, siamo qui fortemente impegnati con tanta amarezza e preoccupazione e ansia. Situazione sfollati. Moltissimi sono stati, si sono sistemati con abitazioni di fortuna, seconde case, familiari, parenti, chiaramente amici, e quindi ora stiamo facendo la conta puntuale di quello che è la situazione di quella. E dico chiaramente perché c'è un'attività di coordinamento, ringrazio la prefettura che è stata qui, ha fatto le riunioni, non vi sto a raccontare le procedure analiticamente, comunque il tema è che ci sarà una zona rossa e quindi tantissime famiglie non rientreranno nelle proprie case. Pari puntati anche sulle isole minori della Sicilia che hanno subito danni soprattutto nelle infrastrutture di attracco e così diversi disagi si verificano ancora nei collegamenti. Francesco Triolo. Ancora disagi per i collegamenti tra Sicilia e isole minori. Stamattina sono state sospese le navi da Trapani alle Egadi, sia quelle delle 6:30 che quelle delle 7 e delle 9:50. Sospesi gli aliscafi da Trapani a Favignana sia alle 8 che alle 8:45 e alle 9:40. La partenza dell'aliscafo da Trapani a Favignana delle 12:30 è stata posticipata alle 14 senza il passaggio però all'Evans Marettimo, con rientro quindi sempre da Favignana. Sospesa invece la corsa delle 12 da Marsala. Saltati anche alcuni collegamenti da e per le Olie, l'aliscafo da Milazzo delle 7 ha toccato solo Vulcano, Lipari e Salina, saltando Rinella, Ligudi e Filicudi, effettuato invece una partenza straordinaria da Santa Marina Salina per Lipari, Vulcano e Milazzo alle 11, regolari invece le navi da Milazzo per le isole Eolie. Porti delle isole minori interessati anche a lavori come quello per il ripristino del molo di Stromboli. Stamattina sono arrivati i sommozzatori e le squadre tecniche specializzate e nei prossimi giorni si potrà intervenire concretamente in somma urgenza per il ripristino del porto gravemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry. Anche a Linosa si è pronti ad intervenire per il ripristino della banchina del molo di ormeggio e della strada di collegamento con la centrale Enel, anch'esse gravemente danneggiate dalle mareggiate del ciclone che ha colpito la Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio. L'obiettivo, affermano dalla Regione, è garantire nel più breve tempo possibile il recupero della piena funzionalità delle infrastrutture ed evitare ulteriori gravi disagi. Il ciclone danneggia anche il deposito treni della metro di Catania, compromesso un nuovo convoglio che sarebbe entrato in funzione nei giorni di Sant'Agata. Ferrovia Messina-Catania tagliata in due, ma Trenitalia non lo comunica. Luca Ciliberti. Il ciclone Harry ha colpito anche la metro di Catania. Le forti mareggiate hanno allagato parte del deposito dove sostono i treni di FCE. La parte che costeggia la zona tra Piazza Europa e la stazione di Catania è risultata compromessa e le onde hanno anche danneggiato un treno nuovo che sarebbe dovuto entrare in funzione in questi giorni. Tutto ciò inevitabilmente si ripercuoterà sul trasporto pubblico anche in vista dell'imminente festa di Sant'Agata. Tra i danni ci sono anche questi 3 treni che purtroppo sono significativamente danneggiati. Globalmente abbiamo quantificato i danni intorno a 8 milioni e 3,
ma la cosa più critica è che adesso non possiamo disporre immediatamente del deposito officina, quindi manterremo l'esercizio con l'attuale materiale rotabile che garantisce comunque le frequenze che abbiamo adesso, ma purtroppo probabilmente sotto sott'acqua non riusciremo a aumentare in maniera significativa le frequenze. Intanto i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono impegnati nel tratto tra Giampilieri e Taormina per liberare i binari dai pesantissimi detriti. Tra le zone interessate dai lavori ci sono Giampilieri, Aliterme, Scaletta Zanclea, Sant'Alessio, Letojanni e Taormina. Attualmente i collegamenti ferroviari tra Messina e Catania sono interrotti, ma il portale di Trenitalia non lo segnala. Sul sito infatti è possibile comprare il biglietto nonostante la tratta non sia percorribile. Secondo quanto riferito dai sindaci del Messinese interessati dai danni, non sarà riparata prima di 6-7 settimane. Inoltre persino i mezzi impegnati nei cantieri del raddoppio ferroviario sono a regime ridotto perché le strade lungo la costa sono state distrutte e sono quindi impercorribili. Per fortuna, dopo il catastrofico passaggio del ciclone, è nata una grande rete spontanea di volontari, 1 migliaio di giovani che girano da Catania lungo la costa ionica per aiutare chi ha perso tutto. Mostrano il volto solidale del territorio, sono gli Angeli del Fango. Eva Pampinato. Li hanno ribattezzato gli Angeli del Fango. Sì, io qui ci sono cresciuta e vedere il mio paese in queste condizioni è brutto e quindi sto facendo di tutto per dare una mano. Anche gli angeli a volte piangono, soprattutto quando questi angeli vestono i panni di giovani volontari che si stanno rimboccando le maniche per dare il loro aiuto. Siamo più di 1000 in questo gruppo. Da quanto tempo non ti fermi? 3 giorni. Ancora esiste gente che aiuta e meno male perché c'è un disastro. Nelle tragedie poi ritrovare un po' quello che è il senso di comunità, no? Grondano sudore e voglia di poter dare il loro contributo dopo la devastazione di Harry. La forza di volontà non fa pesare le ore passate a spalare terra, fango, detriti, tutto quello che il mare ha portato nelle strade delle nostre coste. Qui siamo a Mascali, in provincia di Giarre. La piazzetta di Fondachello e la chiesa erano irriconoscibili. Il mio primo giorno libero è doveroso, è l'unica cosa che potevamo fare. I giovani volontari arrivano da tutte le parti della Sicilia e anche da fuori. Che amico che torna anche da su, questo è il senso di casa, no? Quindi è quello che poi uno si aspetta come botta e risposta. Il governo in questo si è mosso forse un po' meno. Tutto nasce dal passaparola e dall'appello lanciato da 2 giovani catanesi, Simone De Pieri e Simone Grasso. In poco più di 24 ore la chat spontanea è cresciuta a dismisura. Con le mie forze ho dovuto ristrutturare per ben 3 volte. Purtroppo non siamo stati aiutati ovviamente. Io spero ovviamente quest'anno di aiutarci e far sì che tutti i miei dipendenti ritornino a lavorare. Una rete dal basso che prova a rimettere in piedi la normalità, una spalata alla volta. Grazie a queste persone, a questi giovani che si danno da fare e non rimangono piegati sui cellulari. Passiamo ad altro. Strage di migranti nel Mediterraneo nei giorni di Harry, 50 morti, 380 i dispersi. Gli scafisti li avevano fatti partire dalla Tunisia sui barchini, malgrado onde anche di 10 metri. Desiree Ferlito. Una tragedia ma la tragedia del ciclone Harry, parla di vite umane, quelle dei 380 migranti vittime di più naufragi dispersi in mare in balia di onde altissime, spinti a partire da scafisti senza scrupoli nonostante le condizioni del mare fossero proibitive da giorni. Lo ha raccontato l'unico sopravvissuto del naufragio di venerdì scorso, rimasto in mare aggrappato alla vita per oltre 24 ore, che ha visto scomparire in mare 50 dei suoi compagni di viaggio. L'uomo messo in salvo dalla motovedetta Star e portato a Malta, dove è ricoverato in ospedale, ha parlato di una traversata iniziata dalla Libia lo scorso giovedì, prima che la barca si rovesciasse colando a picco tra le onde. Questa tragedia si aggiunge a quella di pochi giorni prima, che ha visto morire 2 gemelline di 1 anno scomparse in mare durante un'altra traversata partita dalla Tunisia. La loro madre è giunta a Lampedusa disperata con altri 61 superstiti. Un viaggio reso quasi impossibile dall'imperversare del ciclone Harry, che non ha impedito alla barca di salpare comunque.
In questo periodo, segnato dal maltempo e dalle proibitive condizioni del mare, Alarm-Phone segnala da giorni la scomparsa di 3 imbarcazioni partite dalla Tunisia, con a bordo circa 150 persone, con le quali non si riesce più a stabilire alcun contatto telefonico. In questo quadro drammatico la luce sono le 18 persone soccorse 2 giorni fa dalla Sea-Watch 5, tra loro anche 2 bimbi piccoli. Si trovavano su un barchino in difficoltà nel canale di Sicilia, sono attesi al porto di Catania tra poche ore. Operazione antidroga dei Carabinieri di Catania a Randazzo. 100 i militari impegnati anche con il supporto di elicotteri. 14 gli arresti. Adelaide Barbagallo. Game over, così i Carabinieri di Catania hanno battezzato l'operazione antidroga di Randazzo, una partita finita male per la criminalità, con 14 arresti. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, spaccio di droga e furto aggravato in concorso. 100 i Carabinieri del Comando Provinciale scesi in campo con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, del 12° Nucleo Elicotteri, del Nucleo Cinofili di Nicolosi e della Compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento di Sicilia. Le indagini, spiega la Procura di Catania, hanno consentito di comprendere i riassetti organizzativi del clan Sangani, operante a Randazzo e territori limitrofi, documentare la gestione delle piazze di spaccio e individuare i canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Dopo i duri colpi inferti dagli inquirenti al clan con l'arresto dei vertici, tra loro il capo Salvatore Sangani, e numerosi sequestri, il gruppo criminale si stava riorganizzando con una nuova formazione con a capo Cristian Sabato e Danilo Giovanni Sapiente, capace di imporsi ed egemonizzare il traffico di sostanze stupefacenti. Diversi tipi di droga spacciati, marijuana, cocaina, anche crack, ma questa sostanza per gli assuntori di Randazzo era reperibile solo nel mercato di Catania e proprio nella città etnea i picciotti del clan si sono recati in occasione della festa del 1 maggio del 2023 per partecipare a un importante evento di musica elettronica dal vivo per spacciare droghe sintetiche, tra loro l'ecstasy. La commissaria nazionale dell'anti-racket è nel Siracusano per fare il punto sull'escalation di intimidazioni ai commercianti. Al nostro TG dice bisogna stare dalla parte dello Stato. C'è una sola raccomandazione che viene da Floridia. Denunciate sempre chi chiede il pizzo. Francesco Aloi. I commercianti non sono soli, hanno attorno a loro le associazioni anti-racket, hanno chiaramente il sostegno delle forze di polizia e delle istituzioni. Sull'escalation di intimidazioni ai commercianti di Siracusa si fa il punto anche con la commissaria nazionale dell'anti-racket. La triste fotografia che emerge è questa: si preferisce pagare il pizzo piuttosto che denunciare. Il messaggio deve essere quello di avere il coraggio di denunciare e di decidere da quale parte stare. Sicuramente bisogna stare dalla parte dello Stato. Stato che è presente anche all'Assemblea regionale della Federazione Anti-Racket riunita a Floridia, alle porte di Siracusa. All'incontro ci sono tutti, compresi sindaci e commercianti. Bisogna riuscire a intercettare questi commercianti, questi imprenditori che per paura o per convenienza stanno pagando. Pagare il pizzo vuol dire pagare la mafia e quindi contribuire a questi atti intimidatori. La criminalità parte con piccole richieste di soldi, ma poi... Il tempo è ben altro, quello che vuole la criminalità organizzata è impossessarsi delle attività commerciali. Ma l'allarme sicurezza non è legato soltanto alle intimidazioni. Soprattutto nella zona montana del Siracusano preoccupano anche i continui furti ai bancomat. Ancora uno spreco d'acqua nel cuore di Agrigento. Tra il municipio e il teatro Pirandello l'acqua fuoriesce da un tombino e scorre lungo la strada, vedrete tra poco, perdendosi sull'asfalto. Davide Sardo. Nuova perdita d'acqua nel cuore di Agrigento. Tra il municipio di Piazza Pirandello e l'esterno del teatro Pirandello l'acqua scorre letteralmente a fiumi. Il flusso emerge da un tombino e si riversa lungo la strada in discesa, disperdendosi sull'asfalto senza alcun controllo. Una scena che si ripete ancora una volta in una zona centrale e simbolica della città, molto frequentata da cittadini e turisti. Mentre l'emergenza idrica continua a pesare sulle famiglie agrigentine, migliaia di litri d'acqua finiscono sprecati sotto gli occhi dei passanti.
L'acqua scende lungo la carreggiata, si perde per strada e rende scivoloso il manto stradale, creando disagi anche per la circolazione e per i pedoni. Cresce la rabbia dei cittadini che parlano di uno spreco inaccettabile e chiedono interventi rapidi e risolutivi. Agrigento continua così a fare i conti con una rete idrica fragile, con guasti frequenti e con una gestione dell'acqua che resta una delle principali emergenze del territorio. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con il Palermo che frena la sua corsa e il Catania che al Massimino vince e resta primo in classifica. A più tardi. Calcio, il Palermo alla ricerca del salto di qualità. Nonostante un ottimo andamento, la formazione di Inzaghi continua ad allontanarsi dalla zona promozione diretta. Sul mercato il DS Osti stringe per Tramoni. Marco Gullà. Il Palermo corre, ma le altre ancora di più. Ecco perché i rosanero, nonostante una striscia positiva di 9 partite senza sconfitte, sono sempre quarti e si allontanano dalla vetta. Il pareggio di Modena, seppur sia sulla carta un buon risultato in un campo decisamente difficile, ha rallentato la corsa del Palermo. Frosinone, Venezia e Monza vincono quasi sempre. Difficile stare al passo delle tre. È stata una partita combattuta dove si poteva sbloccare tramite una palla inattiva, un tiro da fuori magari. Peccato per tutte e due le occasioni, soprattutto quella del secondo tempo in cui avevamo trovato il gol, però va bene così, dobbiamo continuare su questa strada. Siamo un po' non proprio soddisfatti al 100% per il risultato, però credo che la squadra abbia dato veramente tutto fino all'ultimo minuto. Mercato, ultima settimana in cui il direttore sportivo Osti dovrà definire le trattative già intavolate. Si stringe per Tramoni, una trattativa che fin dall'inizio si è rivelata complessa ma che non è mai uscita dai radar del club rosanero. La distanza tra le due società è poca. Il Palermo avrebbe offerto 5 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Decisivo potrebbe essere il fattore Inzaghi. In rosanero Tramoni ritroverebbe l'allenatore con cui nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in Serie A. In arrivo ci sarebbe anche Jonsen dalla Cremonese. Il Catania gioca bene e vince con merito con il Cosenza, concedendo poco o niente all'avversario. I numeri a Massimino sono esaltanti, ma il primato dei rossazzurri si legge anche attraverso la qualità del gruppo. Ufficiale intanto il prolungamento contrattuale di Jimenez. Marco Carli. Le emozioni e le prestazioni, sostantivi con lo stesso finale e diversa radice. Quando vanno a braccetto vuol dire che la combinazione è giusta, perché il Catania col Cosenza ha unito l'utile al dilettevole, in sintesi. Ha giocato bene, ha colpito nel momento giusto e ha suscitato entusiasmo. Prestazione e emozione, come si diceva. Quando nel calcio ci sono entrambe, finisce che va, come dice Toscano. Sono contento della crescita, soprattutto sotto l'aspetto del gioco, della tranquillità nel giocare la palla, nel divertirsi a volte. Peccato che magari avremmo meritato qualche gol in più, però io guardo la prestazione e sono contentissimo dei ragazzi perché oggi mi sono divertito. Un cenno va fatta ai numeri, primo posto col Benevento, 11 vittorie al Massimino, 1080 minuti di imbattibilità interna con 34 punti conquistati su 36. E non abbiamo parlato ancora della fattura dei gol del 2-0 con il Cosenza. Il tocco di Jimenez dopo la giocata di D'Ausilio e il cross di Donnarumma e il degno suggello dell'accordo che il club ha reso ufficiale per il prolungamento fino al 2028. La legnata di Lunetta al suo ottavo centro stagionale esalta il pubblico e la corsa di Casasola, sempre grande assist man. Se poi Caturano avesse segnato sarebbe stata la ciliegina sulla torta, solo quello, anche perché dal mercato sono arrivati i tasselli giusti, basta vedere la prestazione di Miceli in difesa. Ho cercato di adattarmi alle indicazioni del mister che erano magari diverse rispetto a quelle che facevo a Monopoli, però il ruolo è il mio e cerco di mettermi a disposizione, di dare un contributo alla squadra. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito per altre notizie alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.